Allora segretario, ci sono diverse questioni poi che vanno a emergere. Un altro aspetto molto importante che è emerso, a parte il fatto che di andare a vaccinarsi, adesso leggo prima il messaggio poi vediamo l'altro aspetto, non dimentichiamoci che oltre all'aumento delle rette vengono diminuiti dalle cooperative all'interno delle RSA i servizi di igiene e la cura personale degli ospiti a causa mancati introiti. Questo ci è stato segnalato più volte. In alcune strutture va tutto bene, in altre invece molti lamentano dei disservizi. Conosco persone di 70 anni già vaccinate senza averne diritto solo perché si sono iscritte, non so quale lista. Ditemi com'è possibile. Allora, è possibile perché in una certa fase la programmazione del portale fatto dalla regione e gestito da ogni USL, soprattutto in alcune USL, ha autorizzato varie fasce d'età, anche più giovani degli ottantenni. Quindi chi ha legittimamente, perché questo intendiamoci, non sono furbi, è gente che, visto il portale, inserito il codice fiscale, gli ha dato il via libera alla prenotazione, non è quello che si è presentato e ha forzato la lista. Ma secondo me il problema, cioè, analizzandolo così, che poi uno di 72 anni si vaccini, anziché è relativo, è importante che si vaccinino, soprattutto gli anziani, ma la questione è che ad esempio ci sono stati 2 o 3 giorni, ma anche di più, in fiera a Padova, per fare un esempio, i cui però over 80 e over 80 non ce n'erano, cioè veramente sono arrivati che alla fine c'erano vaccini ma mancavano i persone da vaccinare, quindi forse il fatto di raggiungere queste benedette persone e trascinarle o andare a casa loro a vaccinarli, questo è l'altro aspetto. Perché ho detto prima che per le over 80, per la fascia che rimane degli over 80, i numeri li dava lei prima e non sono numeri grandissimi, ma sono numeri significativi. Ci sono. Sì. Si risolve il problema solo con una forte presenza territoriale che può avvenire con 2 strumenti: il medico di famiglia che conosce, che ha la conoscenza diretta sia delle patologie sia delle classi d'età, e con le USCA, le unità speciali, che ma il medico di base che deve fare sta roba? Nelle varie unità locali dovrebbero essere costituite e servire proprio ad andare a coprire questi fabbisogni, diciamo, specifici. Voi avete segnalato anche altri fatti che ci sono stati segnalati, a dire anche a noi in modo diverso. Comunque over 80 accompagnati da over 65 anni o caregiver di un'età comunque di un certo tipo, perché molti hanno dei figli che hanno una certa età, che accudiscono i propri genitori, che non sono stati vaccinati. Allora tanti si chiedono, ma la persona che vive a stretto contatto con un fragile, un novantenne, non sarebbe corretto vaccinare anche questa persona? Ma come certificare che è un caregiver? Anche questo è un altro fatto, perché c'è chi pone questa obiezione. Allora, lì è successo, come in molte altre situazioni, un po' di confusione. Allora, se c'è un anziano che ha una signora che lo accudisce, una badante, cosiddetta badante, un assistente domiciliare che lo accudisce, io trovo del tutto legittimo che la persona che accudisce l'anziano deve essere vaccinata contemporaneamente. La regione aveva dato delle disposizioni all'inizio e i centri vaccinali avevano proceduto, poi si sono accorti che molta gente portava l'anziano senza averne diritto, si certificava come il contratto di lavoro, no? Basterebbe. Guardi, il tema è che siamo in Italia e purtroppo, diciamo, ci si infila dentro le situazioni, però come diceva lei prima siamo in una fase dove bisogna incentivare molto le vaccinazioni e noi su questo siamo d'accordo, però bisogna sapere che bisogna vaccinare prioritariamente dagli over 60 in su. Quando dico dagli over 60 si deve finire gli over 80, finire gli over 70 e fare gli over 60. Se si fa questa operazione anche massiva,
e i soggetti deboli, perché guardi che in alcune USL se lei prova a prenotarsi come soggetto debole, un malato oncologico che non viene seguito, perché alcune tipologie vengono seguite direttamente dal sistema sanitario, li chiamano i malati oncologici che sono nella lista in oncologia, per esempio qui a Padova, vengono chiamati e vaccinati direttamente in oncologia, ma se uno ha una malattia oncologica diciamo consolidata, nel senso che ormai è in una fase di guarigione eccetera, comunque è un soggetto debole, tutti quei malati di diabete, di pressione alta, di varie tipologie di non entrano, non questi riescono. Devono essere, oggi uno non entra, se lei prova oggi in questo momento chiama nel sistema, non entra. Ho la mamma di 88 anni, autosufficiente in parte, non cucina, non lava, ha una badante che paga interamente per 2 ore al giorno per 700 euro. Di certo avrebbe bisogno di maggiore assistenza e stare insieme ad altre persone, ma non può permettersi una casa di riposo. Soluzione? Aspettare il momento? E qui parliamo delle strutture intermedie. Guardi, di queste situazioni ce ne sono moltissime e purtroppo, come ho detto prima, noi dobbiamo ripensare il nostro sistema di welfare, che deve avere al centro l'attenzione per queste persone, perché non possiamo mettere la testa sotto la sabbia e non dobbiamo cadere nella tentazione di far finta di non vedere, perché queste situazioni qua che ci denunciano i telespettatori andranno ad aumentare sempre più, con una situazione, guardi, l'80% dei pensionati veneziani prende meno di 1.000 euro al mese, come fanno a permettersi manco 750 euro al mese netti, ma il 50% di questi ne prende 500 euro, 500 erotti euro e chi al accudisce mese. a queste persone? Queste persone quando mai potranno andare in una struttura nel momento in cui si rendesse necessario? Per quello bisogna ripensare al sistema di cura, bisogna ripensare alle case di riposo come centri che assumono una dimensione anche territoriale, di governo territoriale di queste problematiche. E non a questi prezzi qui naturalmente, perché sennò diventa insostenibile. Poi ripeto, se i 3/4 sono di natura privata, io non è che posso andare da un imprenditore, un famosissimo imprenditore italiano che ha fatto notevoli investimenti anche in Veneto da questo punto di vista. Qui c'è il ruolo della regione, qui c'è il ruolo della politica che deve assumere questo dato. Si apre un capitolo incredibile. Questa è la nostra denuncia e questa è la nostra azione che come sindacato dei pensionati facciamo, perché c'è un bisogno estremo di questo intervento, altrimenti rischiamo la catastrofe. Allora, parleremo ancora di questo perché il tema è caldo, è necessario, però il tempo a disposizione è finito. Grazie a Daniele Tronco dell'Ospizio di GR Metropolitano di Venezia, grazie a voi telespettatori di averci iscritto, scriveteci ancora, noi daremo seguito alle vostre istanze, alle vostre mail. Naturalmente auguriamo buon lavoro a lei, alla prossima occasione, a voi buon proseguimento, a domani.